Buonasera a tutti, sono Claudio Bolcato, presidente di ACLI Verona PS. Rappresento le ACLI della sede provinciale di Verona, un'organizzazione del terzo settore che si propone di realizzare attività di carattere di utilità sociale nel territorio della provincia di Verona. Le realizziamo attraverso una serie di strutture che operano distribuite nella nostra provincia. Queste strutture sono il patronato ACLI, che ha compiti di carattere assistenziale, ACLI Service, che ha i compiti di carattere fiscale, e poi una struttura associativa gestita da un ufficio progetti che ha il compito di realizzare tutte le attività progettuali che negli ultimi anni abbiamo voluto implementare come associazione. Da diversi anni stiamo lavorando su alcuni progetti che sono riconosciuti ormai anche a livello nazionale, in particolare il progetto Rebus, che ha ormai 15 anni di vita circa e che è stato riconosciuto anche come una buona pratica dall'ASVIS, l'Associazione per lo Sviluppo Sostenibile. Il progetto Rebus si propone il recupero delle eccedenze dei beni riutilizzabili solidarmente. In particolare si vanno a recuperare prodotto alimentare fresco, frutta, verdura e altri prodotti di immediato utilizzo e vengono distribuiti attraverso una rete di enti caritativi a persone e famiglie in necessità. Il progetto Nessuno Escluso invece si occupa di prevenzione alla dispersione scolastica. Intersetta circa 120 bambini e ragazzi di età dai 6 ai 17 anni e viene realizzato in 3 sedi all'interno del Comune di Verona. Altri progetti su cui si sta lavorando in questi anni riguardano il tema dell'economia civile, che noi preferiamo chiamare fare civile. Attraverso delle piccole progettualità che sono iniziate in un quartiere San Massimo di Verona, stiamo mettendo progressivamente in rete enti pubblici, Comune di Verona e altre realtà istituzionali, enti privati e associazioni ed enti del terzo settore, per realizzare un percorso di crescita e di consapevolezza all'interno delle nostre comunità. Svolgendo il lavoro da volontario, la motivazione è quella di provare a restituire ciò che ho ricevuto in gioventù o anche da adulto, a restituirlo sotto forma di servizio agli altri. La motivazione è spesso difficile da trovare, da tenere motivata, però quando tu osservi e vedi i numeri degli interventi che riesci a costruire, incroci le persone a cui hai dato un servizio e vedi la gratitudine che qualche volta anche non sanno esprimere in termini molto evidenti, però vedi il miglioramento del loro stato di vita, quella è la motivazione principale che ti spinge ad essere quotidianamente presente e quotidianamente cercare di dare il meglio di te stesso.